l'Ursus Cuoio e l'Ursus Gomma praticamente era un po' quelli che davano là perché è la fabbrica più grossa, e cioè praticamente loro erano i primi e gli altri poi dopo lo seguivano, cioè i calzaturifici, allora calzaturifici grossi ce n'erano parecchi, la Eos, e c'era Fratelli Rossanigo, c'era Fratelli Dondè, c'era il Gibili, c'era l'NMI di Natale, c'era l'Eco Gomma, c'era qui che si chiama l'Ilce, dove c'era la signora Guerra, poi ce n'era ancora la Felmor, cioè erano fabbriche, la maggior parte quelle più grosse erano più, facevano le scarpe di gomma, mentre invece che facevano le scarpe da uomo la più grossa era l'Ursus Cuoio, e poi c'eravamo noi noi all'Eus non facevamo le scarpe, le scarpe di gomma, c'era la Gea anche lì faceva le scarpe da donna, sì, scarpe da donna, da uomo. Poi c'era tutta una miriade di piccole fabbrichette, perché io in gioventù, cioè ho lavorato sotto un artigiano per 3 anni, ho cominciato a 12 anni, facevamo le scarpe da bambino, lavoravo lì in via Cesare,